Questa mattina il presidente della regione Schifani, accompagnato dall'assessore all'energia Francesco Colianni, dal prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, dal capo della protezione civile regionale Salvo Cocine e dal sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello, ha effettuato a sorpresa un sopralluogo nell'impianto di Porto Empedocle. Per verificare lo stato dei lavori nella struttura dell'Agrigentino sono stati completati il riempimento delle condotte di adduzione a scarico a mare, i test elettrici, idraulici e l'osmosi inversa. Schifani ha dichiarato durante il sopralluogo che dei progressi raggiunti a Porto Empedocle l'obiettivo che ci eravamo prefissati si avvicina e i tempi sono stati rispettati. Dai primi di agosto entreranno in rete fino a 120 litri di acqua al secondo, che aumenteranno la dotazione idrica per un bacino di circa 200.000 persone, una risposta concreta alle popolazioni più colpite dalla crisi idrica. Quando i tre impianti saranno pienamente operativi insieme ad altre fonti attivate in questi mesi, sarà possibile alleviare le difficoltà nella provincia di Agrigento, Trapani e Caltanissetta, tra le più colpite dalla siccità. Schifani ha poi sottolineato l'impegno del suo governo nell'ammodernamento delle infrastrutture. Abbiamo investito non solo in nuove fonti di approvvigionamento, ma anche nel rifacimento delle reti, un'azione mai vista in passato che oggi inizia a dare i suoi frutti. Ecco, eccola qua. Bene. L'acqua per Porto Empedocle e per Agrigento, da bere, 120 litri al secondo entro i primi di agosto. I nostri sacrifici sono premiati e anche quelli degli agrigentini saranno esauriti. I tre impianti di dissalazione sono realizzati da Acciona, azienda leader del settore del trattamento delle acque, e saranno gestiti da Sicilia Acque, società del gruppo Italgas. La Regione ha finanziato non solo i dissalatori mobili di Gela, Porto Empedocle e Trapani, ma anche il revamping dell'impianto fisso di Porto Empedocle, operando con tempi celeri e secondo un modello virtuoso di collaborazione pubblico-privato che ha coinvolto la struttura commissariale nazionale Italgas tramite la controllata Sicilia Acque, responsabile della gestione. I container con le attrezzature sono arrivati a giugno. Per la gestione la manovra finanziaria in esame all'ARSI prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro da parte della Regione, a cui si aggiungeranno 21 milioni di euro erogati dallo Stato.